Metà ottobre per avere una decisione per le grandi navi a Venezia. L'ultima ipotesi di data è del sottosegretario allo sviluppo economico Pierpaolo Baretta, che fa il tifo per la soluzione Marghera, bocciando il progetto scavo del canale Tresse, spinto invece dal sindaco Brugnaro e soprattutto dal presidente dell'autorità portuale Costa. Ma c'è un altro progetto, quello di Cesare De Piccoli per il terminal alla Bocca di Lido, che è l'unico al vaglio della commissione VIA, quindi la procedura ufficiale. Il solito marasma, insomma, senza prendere una scelta. Se sono ancora lì, sopra le 40.000 tonnellate, è perché il Ministero dei Trasporti, il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Ambiente litigano dal novembre 2011. Semplice, non c'è altro da aggiungere. Io dico, la Regione vuole talmente agevolare questo processo decisionale che ha detto in tempi non sospetti fate quello che volete, basta che le spostate da lì. Ovviamente difendendo l'idea della crocieristica, ma il che non vuol dire la crocieristica si può gestire senza avere le grandi navi che passano nella città storica. Zaia punta il dito sui riflessi internazionali della vicenda. Mettetevi nei panni di uno che legge The New York Times piuttosto che Die Spiegel o ad altri quotidiani internazionali, dice ma sti qua da 5 anni che parlano delle grandi navi. Pensate solo a livello di attrattività dell'imprenditoria, dicono ma devo andare in un paese nel quale stanno a parlare per 5 anni se la nave deve passare da una parte o dall'altra. Però io difendo la crocieristica, che sia chiaro questo, Cioè la crocieristica è irrinunciabile. La via d'acqua per arrivare al pontile, discutiamone, anzi ci dicano quale vogliono fare. La commissione VIA sottolineò in un'analisi preliminare una serie di problemi per l'ipotesi Marghera. Il progetto Tresse è invece in stallo perché fu presentato in VIA non secondo il nuovo codice degli appalti, ma come prescriveva la vecchia legge obiettivo. Rispetto le idee di tutti e parto da un presupposto che dopo 5 anni mi rifiuto anche di commentare questi progetti. Ho solo detto una cosa, siamo sicuri che piantare fare una svangata nella laguna sia più facile che aprire un balcone su una casa a Venezia? Non lo so, perché io vedo che ci sono complicazioni a far tutto. Non vorrei che qualcuno la prendesse troppo sotto gamba, perché non sono un tecnico, i tecnici sono chiamati a decidere, però noi come amministratori abbiamo l'obbligo di stimolare perché la decisione arrivi.